In su 2020 la Toscana è stata la prima regione italiana a permettere l'interruzione volontaria di gravidanza che metodo farmacologico finza in ambulatorio, scollegato a sos ospedalese. A Pustis Emilia Romagna, innanzi che in sperimentazione in paccos consultorios pubblicos, spezzi in sas primas 7 chidar de gravidanza, a Pustis da Iannario de Custanno permettendo a procedura farmacologica vinzas assai 9 chidas finzas in telemedichina andando una volta e via a su consultorio. Come la Sardegna puru est sa prima regione de Sud avviare un percorso pro permettere s'interruzione volontaria de gravidanza che metodo farmacologico vorrà desispidale, in ambulatorios e consultorios autorizados, collegados a strutturas ospedalieras e a maniere sperimentali vinzas a domicilio e chenza e spesa per os pazientes. Un mudamento importante per un'isola dove pompiando esordato il 2022 sa pratica EVG è limitata rispetto a sa media nazionale. Pezzi su 38,1% delle interruzioni si va che chi metodo farmacologico in ospedale contro sa media italiana de su 21,2%. Sa delibera approvata erisi da esa giunta regionale previdi sa nascita di una mesa tecnica che in ginecologos e personale della direzione sanidade incaricata di definire sa linea operativas, requisior minimor de las prestaciones, percursos sicuros, formazione de su personale e monitoraggio de sordatos. De conquista va avere Taldo Lucchi, avvocato e membro dell'assozio Luca Coscioni, che in su 2025 ha promosso la campagna Struminzu Canza Ricoveru, propedire a tutte le regioni protocollos claros e perperes prosigivu farmacologica in regime ambulatoriale, che in sa possibilità di assumere su secondo farmaco in domo. Su venidore de su trenino Virde sta filuppende, ha barrato una promessa a Renaschida che depia cominciare che in istituzione della fondazione in su 2023. Sa verità è che pro mantenere in funzione 837 km di ferrovia e scartamento minimobi che redinare meda. A presentare su conto a su Custizio regionale su direttore de SARST, Carlo Poledrini, 220 milioni di euro in bindicannoso, un tanto vorzi il finza troppo basso pro assessore a sostrasporto Barbara Manca, che proprio la questione dei su trenino Virde ha relatato in sa commissione trasportoso, pari as assessore a su turismo Franco Cucureddu. E oggi è una prospettiva li mancata a s'infrastruttura. S'assessora manca accusa sa fondazione Trenino Virde storico de sa Sardegna e sottolinea che non ha gallo presentato un piano e non ata manco gallo rendicontao su dinare chi l'ha dato sa regione. A oggi si possono trabicare pensi chi betrattasa e sordirigentes lo sanno a convocare canto prima in commissione. A puntare su poddi che contra SARST e a sa fondazione sono per i operatori turistici del suo territorio, che sempre in commissione trasporto si sono lamentauschi a responsabilidades si larghettano dai pali in cordu custorduosentes e che in sos ultimos 20 anni sos passeggeri sono color de 80 mizza a sanno a sor 2 mizze de commo, numeros che pro isso sono un esempio desa derrota. Fissude che sette de tribular de su 2023, quando su ministro de sos trasportos e de sas infrastrutturas Matteo Salvini fi benniu in visita su Enugoro prova a vedere di unos cantos progettos infrastrutturales importantes. In questa occasione biviti stato prima addobio operativo intre Salvini e chi eviti interessato in su territorio a mandare adenanti su progetto desa linea ferroviaria e scartamento ordinario Nugoro a Basanta. A 2 anni di distanza a Vattumeda, s'apertura di una cabina di regia in sa prefettura de Nugoro presentò usi studio di fattibilità della rete ferroviaria italiana, depositata in Iannario in su Ministero de sos Trasportos. Su passo inveniente s'avvio di su progetto, su piano de fattibilità tecnico-economica. Procurso su Comitato Trenitalia Nugoreso va che tu una terapello, un progetto che risponde a su principio di insularità a postivigare in Costituzione che di apponner Nugoro in rete che in sosa terror centros importante dell'Isula. A poster di uno scantor meser de dudas e de mudore sta arribata una nuova de profetto. Sor 22 traballadore del stabilimento de Abba Minerale San Martino, sospesor de su traballo e kenzi stipendio dai Martu, dai cando su tribunale de Tattari, attavia su procedimento fallimentare pros azienda de Codronzanos, hanno pode storrare in attividade. I settande su bando nuovo pro assegnare impianto, previdio pro sor meses invenientes, grazie a sa collaborazione entre l'assessorato regionale a su traballo, Saspal e
essa città metropolitana in Capidanne a cominciare un progetto occupazione de 8 mesi per lo traballadore di stabilimento. Un passo importante da innanti per garantire continuità in su traballo e sia per imparare si struttura produttiva pensando alla mezzorare in su venidore. A si squadra di su Castello arribata Michael Folorunsho, centrocampista, classe 1998, de proprietà di su Napoli. In si stagione colada, parte in Napoli e parte in sa Fiorentina, ha giocato 26 partite che impeziano un passaggio importante. Meda prospaco rispetto a su 2023 e 2024, quando che in sa maglia d'Esellas Verona ha fatto Chimberettesi un passaggio in 30 battos presenzias, che l'hanno fatto balanzare sa convocazione che in Italia preso europeo riocaso in Germania. Dunque scommo a gana di si riscattare e in Castello lo può fa che scatta a essere un giocatore centrale di schema tattico dell'allenatore Fabio Pisacane. E Pisacane è in linea con il suo direttore sportivo Guido Angelozzi. Folorunsho è suo giocatore adatto per alleviare sul livello desa mediana. E si comincia a tabbire su Castello del stagione 2025-2026, con un centrocampo che in forza fisica e qualità de manna.